Anche oggi ha fatto un bel racconto. Quante galline ha? Quante galline ha? Ne fa 13. 13, però tante sì. 13 galline ora. Riesce da solo a starci dietro bene, sì. 13 galline e un gallo. 14 bestie. 14 bestie. E 3 anare. Bestie qua. È che passione E ora. un po' di cunetti. Siamo 4 metri di campi. E vende anche Sì, questa un po' roba. le bestie, O che dai i fiori, o le vende. Fuori. Vende fuori. Sempre quando coltivo. No, poi le vende, voglio dire, agli amici, le vende a qualcuno. Che viene? Queste 13 galline ne vende qualcuna o le tiene solo per lei? Qualcuno lì è una dozzina, No. in più ci dovrà 3 giorni, non di più. Qui che vuole, se no noi non so come fare. Ma scherzi, no? Ma guarda mia, c'è il picco volentieri. Il punto che io sono solo da fare, non so, che le dà il cane. Ecco, ma Che le dà il cane, allora mantiene il cane. sì o no? Sapevo? Era qua, quello che le cusine e tal, la buca là. Bravo. Proprio il vivo proprio all'antica. Lo ringrazio ora. Io ne devo per noi altri qua. Sì. Ma mi diceva suo figlio Senti di che momento, senti di che si ricorda ancora qualcosa della prima guerra mondiale lei. Ero Putelmi. Di che classe? Di che classe? Putelmi avevo 7 anni. È già dell'11? 7 anni. Del 10? Dell'11. Ma e abitava dove? La guerra è Dove abitava? a Bolgara, in paese. Il paese. In paese a Bolgara. In paese a Sì. Bolgara. E dopo ho fatto la casa qua. Ho Io capito. qua del 50 sono io qua. Ho capito. Eh. E ora mi dice quello che si ricorda, cos'è Rivà, questi dopo Caporetto, ecco, cosa si ricorda? non sono arrivati i tedeschi. Vedi, Il giorno quello che lei ricorda, quello che io ricordo. L'episodio che è dello zaino, della stalla, del pan, proprio. e io via e dormivo tra nelle scale, c'era 2 scale da Bolgara, noi altri perché. Come il paese Boldara. Allora, Boldara è una frazione di Gruaro, Di Gruaro. una piccola frazione, piccola. E là si tirava a campare, Spero che sia venuto tirava a fuori. campare. Cioè, solo che vi dico, mi ero buttato da 7 anni. una foto della cosa fiore. Senti di chi. Sì, fare fotografie. Senti di chi. Si avviene fuori. Troppo vicino ero prima. Troppo vicino. Un metro lui in io. Questa lo viene fuori bene. 1, 2, 3, fai. Devo dire che quando che ti sono andato sulla strada, che ti ha trovato il pan della strada, Comunque viene in mente senza paura, Facciamo un altro colpo. 1, 2, 3, vai. Basta, metto via. Fotografie. Insomma, lei era del fatto quando ti ha trovato il pan su uno zaino. Mi ero popolato, posso dire, ma non so niente. quello che E ricordo. andavo a rubare il pan ai tedeschi. Porca miseria. E stava il recorrino delle 6 vacche, diciamo, 2 stalle, ma mi dava trattato 2 là. E era la pietra dei vedei e loro rimetteva il pan là ai tedeschi. Sulla greppia. Per la greppia, ma non era bestia in quella volta, quella stava là, quella da qua sì era bestia, quella da là no.
E finché mi ha trovato un tedesco col pagnocco in mano, mi ero putello, non sapevo niente, di 7 anni non ti sa neanche cosa che ti fa, non so niente, ma non mi ha dato botte né niente, mi ha tolto il pagnocco e fu una discussione fra di loro perché diceva che i tedeschi ti robi a me, fra i tedeschi, e invece ero mica da giorni. E mi sono andato a giorni, credo, sono andato a giorni che andava Franca e dopo e mi ha trovato quello che mano e allora li ho messo in pace anche loro ma mi non mi ha fatto niente loro. Ma hai fatto un po' di baruffa fra di loro? E mi ero potuto, non so niente, mi ciopavo la pagnocca là e la mangiavo là prima. Ma tra di loro hai fatto baruffa? Fra di loro, sì, la discussione fra di loro. Perché se che manca il pagnocca all'uno non ti dà la colpa a te, no? Perché ti mi porti via la pagnocca. Questo perché? Discussione fra di loro. Perché si era Quindi mi fa discussione fra di loro. Perché aveva fame, che aveva poco da mangiare. Fame tutti, loro, i tedeschi che non erano tutti fame. Ma lì in parte faceva da mangiare anche le cucine, le robe, cosa si mangiava? E faceva il mangiare, faceva risi la gran parte. Risi? Del nord beveva come là era le cave della glera là, del nord beveva come cave del ghiaia. E lei faceva il mangiare sulla marmita, ma che dava una volta al giorno, no? Un po' alle 11, un po' alle 5, come il solito del risi, ora tanti risi mangiavano. Era? Risi, capito? Riso. Riso? Come dire? Riso. E dopo cose che mangiavano anche le cose, le bombette, susine. Tante susine, quindi probabilmente era roba dell'est, perché per mangiare susine prugne, forse era più appunto roba. E arrivava da fuori queste prugne ovviamente. Come frutto erano tante susine, ma crude, di un colore così. Era come bombette, insomma, susine, ecco. Ma fresche o secche? Secche. Ecco, miseria che noi. Erano susini secchi. A casa, questo è il vero moscato del Piemonte, meglio di questo non ne trovo in giro. Ma dove la trovate? Me lo porto mia sorella, che viene dal Piemonte, da dov'è? Questo è proprio di Astes, fatto in casa, artigianale, proprio non di grossa produzione. Ma si sente il profumo incredibile. Ma non fatturato. Asti dove? No, era proprio a Torino. Ah, va a Torlo là. Ma lo Torlo in una zona da. Che ha un cugino del suo marito che ha una cantina. Una cantina. A salute e signora niente. Comunque. E San Giuseppe quello non mastro, io quello la festa del papà mi ha messo quello. Io sei Giuseppe, allora è onomastico solo, non compleanno. Quando sei nato? Come il dice? Quando ti sono sotto? Il 9 agosto. 9 agosto dell'11. 9 agosto dell'11. Ho 86 anni e mezzo. Bravo. E dopo mi diceva che i cannoni. Quando si impaludava quei cannoni? I tedeschi? I cannoni dai per le strade vecchie, non si parlava della stradella del Sant'Angelo. Sulla strada del Sant'Angelo. Che sarebbe dove? Allora, che collega Gruaro a Boldara. Ma loro hanno preso una strada secondaria, già secondaria per Gruaro quella volta almeno, no? E ne hanno preso una più secondaria ancora. Ma erano tanti sti tedeschi quando venivano avanti, quei cannoni. Erano tanta gente. Tanti? Dio, colonna, cannoni, di tutto, cannoni reticolati, da mangiare da bel pale, picchi, roba, tutto un corredo, finché andai a finire nel Piave, no? La guerra è andata finita nel Piave. E chi li ha tirati su, quelli che si impantanati? Come hai fatto a venire fuori? La roba? E forse di loro, una maniera o l'altra, perché andava avanti loro.
cosa che dire, la carta geografica con la cartina geografica delle strade, e andavamo perché quella strada la va per lì, quell'altra la va di là, quest'altra la va di qua, e andava a dire la carta geografica, e dopo mentre che le strade un po' di anni prima erano cambiate, allora io la mappa vecchia, allora che aveva delle strade. Probabilmente ancora all'epoca dell'occupazione austriaca. La mappa vecchia andava dentro tra le strade vecchie, ribbandonate, e andava avanti con la mappa vecchia, allora. Aveva ragione, ne vedrà quando leggerà il mio libro, i tedeschi quando hanno iniziato la campagna di Caporetto, hanno preso in mano loro la nuova armata, la prima roba cambiare tutte le carte, quelle austriache erano vecchie. È vero? Perché loro avevano ancora le mappe probabilmente quando avevano la provincia di Venezia, ancora nel 1870, quel periodo là, no? delle guerre dell'indipendenza. Interessante, ma passando gli anni le strade sono cambiate, magari di poco, ma come erano cambiate le strade? Chi le aveva? Era stato fatto cambiamenti da tanto tempo queste strade? Era da tanto che aveva fatto le strade nuove e via. Sì. Lì a Sant'Angelo c'era una strada nuova, c'era. Sempre lì a Sant'Angelo là, era loro che si perdeva lì. Cioè, noi adesso da qua andando a Gruaro passiamo per la strada nuova. Prima c'era un'altra strada vecchia che collegava Boldara con Gruaro, ma la è attualmente proprio impraticabile, quasi neanche a piedi non si passa più. Mentre era quella che loro hanno preso. Loro nella cartina probabilmente avevano quella, no? Ma era già a quei tempi già sorpassata, non più frequentata, quindi terra battuta con le piogge di ottobre, fine ottobre era già impantanato. E lì hanno bloccato tutta l'artiglieria, almeno di questa piccola fascia. Non capivo. Ma come mai tutti voi li chiamavi tedeschi? In realtà qua tedesco non ce n'era neanche uno, erano tutti o austriaci o ungheresi o croati, dalmati, polacchi, cecoslovacchi, tedeschi, polacchi, polacchi. Questa non è la prima volta che sento. Bei cavalli sono di quei polacchi proprio. Bei cavalli, bei cavalli coloni. Ma la costumanza di tutti era di chiamarli tedeschi, anche la signora di prima li chiamava tutti tedeschi. In realtà qua tedesco non ce n'è stato neanche uno. È vero. Però li chiamavano tedeschi, ma è interessante il fatto che venivano polacchi. Cioè sapevo che c'erano anche polacchi, ma probabilmente ancora. Come fa a sapere che era polacchi? Come fa a sapere che come mai ti sentivi che era polacchi? Dicevo tra di loro. Tra di loro e dopo anche la popolazione nostra, no? Anche la gente qua. Questo è interessante, da Boldara, gli abitanti di Boldara, quando sono venuti avanti i tedeschi, i polacchi, la gente di Boldara, quando si arriva i scampai, erano stati tutti lì i contadini. Scampai solamente i del Pra. I padroni la famiglia non è che si aveva la campagna, mio papà ha affitto. E si scampai l'ora del Pra, perché una delle famiglie più antiche era un po' e andai a Napoli a finire, scampai. Là che lei allora qua a Boldara i ceppi più antichi erano i Daneluzzi, i Toffoli e i del Pra. E anche Stefano del Pra erano dei ceppi più ricchi. Del Pra. E noi Stefanuti no, quelli erano i ceppi più bassi, invece del Pra e Toffoli era il ceppo più ricco. E Toffoli, Scampanca Toffoli? No, solo del Pra. E sulla casa di Del Pra che è andato via, chi è rimasto dentro? Chi è andato dentro? Nella casa in cui c'erano i Del Pra, chi è andato dentro? Nella casa che lasciai Del Pra, che scampai via, chi è andato? Nessuno.
neanche i tedeschi dentro a dormire, andava a dormire sì. E dopo la guerra però sono tornati i del Prato. Dopo la guerra tornati. Finiva la guerra e tornati là, la sua. Ma la popolazione, Valtri, quando sono arrivati questi tedeschi, avevi paura, i bambini, i gigli? Avevi paura voi dei tedeschi? Paura. Tutti, anche i grandi. Cosa dicevano? Sua mamma, suo papà, cosa dicevano? Tomare, topare, cosa Niente. Silenzio. E col mangiare, requisire la roba, le bestie, scondevi la roba, come facevi? Noi diceva sci e vacche e un cavallo di volta. E ne la portava via tutto? Portava via tutto. Portava via, mangiava tutto, portava via tutto. E cosa mangiava? Ma aveva 10 fiori mio papà, aveva mio papà 10 fiori, dico 5 sorelle e 5 fratelli, me. E allora mio papà non ridava sotto le armi, non faceva sotto la guerra perché era che aveva tanti fiori, 10 fiori. E là che va la guerra, ecco, la pelle. A guardare i fiori. Ma con cosa vivevi ora se aveva portato? Cosa che mangiavi? Noi? Quel che capitava. Dite quella delle bisotte. Da mangiare. Delle bisotte, quanti che era? Si andava a bisotte, bisotte sarebbe le lumache piccole, le scioselle. Bisotte. E quando i tedeschi dovevano mangiare le bisotte, cosa facevano? E veniva in casa anche sua sola, i tedeschi, tanta gente che loro era. E noi dovevamo mangiare le bisotte e correva fuori a vomitare dalla casa. Perché loro faceva schifo dover mangiare quella roba lì. Ma non si mangiava volentieri. Ma come mangiavi voi? Conditi come? Con aglio? Con... Condite, no? Con cosa? Lessate. Condite con un poco di olio, di aglio. Condite, bene, se le cavava con un ago, no? E i tedeschi come le chiamava? Cigabiga. Le bisotte le chiamava cigabiga. Alla bisotta. E la polenta la biava con cucuruccia. Quindi cucuruccia infatti è proprio classico dell'est. Nel paese dell'est, Ungheria, Croazia, la chiamano cucuruccia. Quindi ecco che era proprio sicuramente il paese dell'est. Cucuruccia. Quindi e scappava fuori a vomitare. Ma proprio non vi piaceva? Solo che vederla. E oltre a quello cosa mangiavi? Nel costume, Cosa che mangiavi? Ma voi andavi a pescare, pesce, roba? Pesce, noi a Tirane, noi ci mangiavamo bisotte, dopo si occupava qualche gallina, c'era qualche vacca fino all'ultimo. Ma dopo che la portava via l'ultima vacca, resta gli ultimi giorni, dopo venire il smestizio e basta. Dopo resta che il governo, il comune, aveva subito una buona vacca a mio papà. Una buona vacca e dopo, perché siamo 10 fiori a mangiare, e la mattina e la giorno. E allora dopo siamo stati a dare una buona vacca e 2 cavalli. E 2 cavalli a mio papà che aveva. Perché aveva tanti fiori. Di che classe era? Contro il comune, il mondo, insomma. È stato, ecco, l'incontro da aiutare. Lui con i fiori. Io avevo 7 anni e non so niente me. Il Nicolò, cos'è un Nicolò morto in guerra? Perché da che Nicolò? Cos'era fratello di tuo papà? Che quel morto, c'è un Bacchet Nicolò morto in guerra. Nicolò, sì. Gli era... Fratello di tuo papà? Figlio di un fratello. E sei morto come? Al fronte, in prigionia, come? Non posso dire. So che è morto in guerra, ma non posso dire come è morto. Morto in guerra, insomma. Secondo tu dici, è passato qualche formica che ho visto? No, perché ho visto passare qualche formica. Grazie perché
Ma allora lì era Nicoletto e Piero e Giovanni erano più secca. No, basta così, basta mezza ombra. Il bagno era fatta là. No, basta, giorni qua si fanno come andare. Così insomma. Ma andava per fame. Fame. Ma veniva gente da fuori anche qui a carità. L'elemosina, veniva qualcuno l'elemosina, caso le montagne, non te la volta la guerra, me ne posso dire che non ricordo. Guarda di me. Un po'. E rimora dopo, e veniva dopo la guerra, veniva a portare quelli delle montagne, a portare giù castagne per Panocchia, per Biava. Cambio. Castagne per Biava. E lo andava per fame, nemmeno le abbondanze adesso. Semmai più venuto nessuno dei tedeschi che erano qui a trovarvi dopo la guerra. Mettiamo. Dopo la guerra, non ti ricordi se era venuto qualche tedesco trovavi che era stato in tutta la guerra? No. Guarda, è venuto che era i cosi, i girardi qua delle bande del San Donà, che erano profughi, anche le bande del Piave. Profughi. Allora eri profughi chi? Del Piave. Anzi a Boldaro o solo che Gruare? A Boldaro, sono sposato me anche a Boldaro. Lì di Gualdri. Allora, sono venuti i profughi della zona del Piave. Gusto Girardi. Girardi. Del San Donà. Dal 90 insomma, 90. E sono tornati a trovarli dopo finita la guerra. E sono venuto a trovare tempo di guerra. Girardi cosa? E dopo sono venuto a trovare. Girardi il nome non ti sa? Il nome. Girardi Gusto. Augusto. Girardi Augusto. Di 90. Di 90. Che mestiere faceva a San Donà? A 90? Cosa faceva? Che lavoro faceva sto Girardi? Non posso dire. E veniva allora dai santi, veniva perché loro mi pare sta un anno qua, che rende male un putel, morto un putel dopo appena nascosto tempo, e veniva a trovarlo qua al cimitero. Ma se veniva un anno o due anni dopo basta. Ma sti tedeschi invece come si sono comportati, a parte la fame, la popolazione, che ricordo? I tedeschi hanno fatto malanze, violenze, dato botti alla dente, combinato qualcosa con le femmine, robe, non posso dire. Ma si sentiva dire dai vecchi? Non hai sentito delle robe, malanze. No, non hai sentito delle. Qualche episodio particolare, qualche uomo morto, qualche soldato morto. Non ti sa di che i 5 per il cimitero da Gruar, alle 5 soldati austriaci morti là. Non ti ha saputo dove? Non hai saputo il perché? No. Il perché noi... Ma non ti sa neanche che sono un letto al cimitero? Non sai neanche che sono lame? Niente. Dopo Lorenzo Saluto non si dimentica, passa gli anni, sicuramente anche roba che non interessa tanto si va anche dimenticando, no? Si va, roba che non interessa tanto. Beh, ma mi ha detto robe interessanti. Sì, mi pare abbastanza, poche mancise, no? In particolare delle cicapighe, delle bisotte, interessante del cucuruccia. Dove mi diceva che sentiva il cucuruccia? Mi pare che sia proprio il modo di dire in tedesco. Tedesco anche. Tanto è vero che gana bomba, sì, ma in lingua tedesca, insomma. Gana bomba a mano, che si chiama proprio cucuruccia. Perché sono Andranà, mi diceva uno che ha coso in Slovenia, che ha il museo, il piccolo museo, e da queste bombe fatte a Panocchia. Nella parte croata, che parte no, può darsi che sia anche, adesso io non... Comunque il fatto dei polacchi è come la prima volta che me lo vedi, ma in effetti qua, essendo l'armata di Borojevic, erano quasi tutti sud-est del regno austro-ungarico, anche un po' di austriaci, ma più
Sì, sì, più slavi, insomma, più sud-est. Fondamentalmente. Slavi, Ungheresi. Gli Onved, tanti Onved, ma quelli erano un po' dappertutto. Comunque, e dopo cosa si può dire ancora di questa prima guerra? Altre robe che devi in mente, tu perché stradella chi mi pare che si sono impantanati senza di chi o no? No, ne c'hai che sono... A bagnare se tu dici sono tu, la stradella lì di Leti, lì sono tutte piantate. Che stradina la è? Stradella di Leti lì. Sempre periferia di Gruaro. La stradella di Sant'Angelo, non tanto lontano da quella di Sant'Angelo, sempre perché è una zona più bassa, di terra fangosa. Dopo mia vita la Maria Carlina dopo la Maria che sono dovuto c'è una femmina vecchia perché io mi sento solliermi la volevo la maglia sul mare, non maglia sul mare, Maria Carlina, con la gaiata e sono dovuto farciolo che gli insegni la strada qua era lì del Sant'Angelo in quella casa che abbiamo visto prima in quella casa della prima foto là ma i fiori così facciolano 4-5 fiori tutta la casa intorno tu pianti che non lo portano via che lo portano via la donna e poi la casa tutto intorno su mare e pianti che non lo portano via e invece loro acclamavano a finire del Sant'Angelo che insegnavano la strada per insegnare la strada interessante, cioè si doveva trovare in imbarazzo con la strada che con cartine vecchie allora cercavano qualche donna anziana come si chiamava questa donna anziana? Chi era? Amalia Gaiato in Carlin Amalia Gaiato con la G Gaiato in Carlin con la O finale Gaiato che è sempre del ceppo di Carlin che abbiamo visto prima Gaiat o Gaiato? Gaiato con la T solo? Con la O finale Gaiato 2T Gaiato dopo i fiori diceva pure che porta io sul mare tutto intorno piante e ciappava palicotto e invece loro non mi hanno fatto nulla alla volete adesso finire Sant'Angelo che ha insegnato la strada e invece che ciappava la strada di lì per sta qui strada no? Del Sant'Angelo di Niente perché strada qui no? Anche poi la strada sono dritte a fangare poi siamo là, dove fangare là perché in effetti le violenze soprattutto femminili sono state più classiche della zona pedemontana dove sono passati i tedeschi gli austriaci erano più cauti sì. Ma sempre robe capitate di notte cioè di notte qua gli unici di notte cosa capitava? Di notte sequestrare la roba, ruberie di notte di mandare per chiedere la strada di notte cioè di giorno sì, perché il passaggio il traffico era più notturno per paura degli aerei no? Per paura degli aerei poi facevano di notte allora non conoscendo la strada di notte è peggio che peggio qua gli unici un po' cattivetti diciamo erano i bosniaci perché gli ungheresi, i croati ancora, ma i cechi, quelli là erano più gente buona, i polacchi il migliore di tutti, i polacchi, almeno quel che si sente. I polacchi ce n'erano pochi. Sentiamo, cosa diceva? Cosa stava dicendo? Ma non era interesse, i polacchi, altro. Cioè, li chiamavano tutti tedeschi, ma qua tedeschi non sono arrivati fino. E mangiava, cucinava la sera, fame. Cosa cucinavano? Per l'orto là dei altri bacchetti cucinava biava, cucuruccia, mero, butterato, da vedere là, e c'era un fuoco, con spurione, cucinava, mangiava panoce, biava. E andava anche per i campi a torre le panoce. Addirittura per il campo l'avevo, no? La caera. E frumento, patate, roba e portare. Che roba. No, e panocce insomma. Panocce, perché qua non usavano patate qua non le metteva quasi nessuno. Sai che portava quasi via? Non esisteva la patata. I porsei, i testavoli. I porsei, i testavoli portava via tutte le famiglie, i porsei e le vacche, le bestie per mangiare e portava via.
tutti, fino alla guerra era libertà qua. E dopo quando sono arrivati gli italiani, quando sono tornati gli italiani che io finito la guerra, cosa hanno fatto? Gli italiani, loro? Sì. No, gli italiani, quando sono arrivati gli italiani, poi finito. Ognuno c'era solo, già. Sì, ma è arrivato dopo gli italiani. Gli italiani sono spariti. E gli italiani ognuno c'era solo. No, ma non hanno occupato roba gli italiani, no, dopo no. Non con noi italiani. E prima che arrivassero i tedeschi, gli italiani, quando la guerra era sull'Isonzo, erano anche italiani o no? Ucraina? Sì. No, gli italiani tutti solo di Ermica. Sì, ma non era esercito, roba... No, erano tutti sul basso Isonzo lì. Sul Carso, no? Su là. Carso, tutto a Re Puglia, il più grande cimitero, là sul Carso, là Re Puglia la lotta, là la lotta della guerra del 18. Quindi non c'è stata occupazione italiana né prima né dopo. Bene. Mi ero detto robe interessanti, mi ero fatto bere questo ottimo vino che adesso bisogna andare anche a casa. Dai, non no, soprattutto white, un centimetro. No, perché merita sta cosa. Questo merita. Quanti gradi gara? Poco e dice. Poco ma buono, dico. Perché quello che facciamo noi non è buono. Spero che venga fuori la fotografia, così che mando che faccio vedere la fotografia. Una dosina di uomo buono. Queste sì ringrazio proprio perché la moglie in particolare che mi ha appassionato. Il più vecchio vorrà 3 giorni. Guarda che l'uno. Guarda, no, di là. Ma che ne gramo? Sono già tanti questi, perché noi siamo in 3. Non so fare. Sì, ma siamo in 3 in casa. Ma che portare qualche giorni. Sì, ma più di tanto non posso, più di tanto. Per noi altri ne fa. No, non posso perché sono sempre in giro a Tommaso.